monitorato tutta la situazione, abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo visto che ci sono stati dei grossi danni causati appunto dalla mareggiata di ieri, tra ovviamente l'erosione e la sabbia che è stata portata via e ovviamente anche alle infrastrutture tipo le passeggiate, ai chioschi, ai bagni. Ecco. Dialogheremo ovviamente con l'amministrazione comunale, ma sarà sicuramente da ripristinare appunto le dune per mettere appunto in sicurezza il territorio e le nostre infrastrutture. Dobbiamo dire che senza di queste sarebbe stato veramente un disastro e ne abbiamo appunto consapevolezza come è stata fatta 3 anni fa che non avevamo costruito la duna in questa zona e è entrato il mare proprio all'interno della città. Oltre ai consueti danni che sono sicuramente molto importanti nella zona della Pineta, nella spiaggia della Pineta, dove in parte è stata anche sfondata la duna e quindi si sono creati degli importanti danni ai camminamenti e alle strutture private. Abbiamo avuto qualche allagamento, ad esempio via Dragancigan, abbiamo monitorato per tutta la mattina fino al momento di picco gli argini dei fiumi, danni gravi a persone o a cose non ce ne sono stati. In ogni caso in queste ore stiamo cominciando la stima dei danni, la conta dei danni. Sicuramente avremo danni ingenti, potrebbero anche superare i milioni di euro, ma prima di dare dati definitivi aspettiamo qualche ora e attendiamo la fine della fase di attenzione e di crisi. In ogni caso vorremmo comunque porre l'attenzione, e questo è un tema che riguarda non solo le amministrazioni comunali ma anche la regione, il tema della sicurezza idraulica, che riguarda sicuramente la zona del litorale con l'approntamento di opere strutturali di difesa della costa, ma riguarda anche e soprattutto la difesa idraulica dei fiumi e dei corsi dei canali, che meritano attenzione e investimenti molto importanti.